glaucoma è una neuropatia, quindi una malattia cronica che produce un danno progressivo al nervo ottico. In realtà a degenerare sono cellule, che sono cellule molto importanti, contenute nella retina, si chiamano cellule ganglionari e sono cellule appunto che servono a mandare la luce nelle zone del cervello deputate alla vista. Il glaucoma che non sia controllato e che quindi progredisce produce un danno alla quantità, alla porzione di mondo che riusciamo a vedere, quindi un danno al nostro campo visivo. Questo danno, una volta che è stato prodotto, non è recuperabile. Il miglior modo per combattere il glaucoma è prevenirlo, quindi vuol dire mettere in atto, qualora possibile, tutte quelle strategie per limitare o ridurre i fattori di rischio. Alcuni fattori di rischio non possiamo eliminarli, per esempio la familiarità, per esempio alcune caratteristiche anatomiche dell'occhio. Però un importante fattore di rischio per l'insorgenza e la progressione del danno glaucomatoso è la pressione intraoculare, quindi la pressione dei liquidi che esistono nella porzione anteriore dell'occhio. Se questa pressione è elevata o comunque troppo elevata per quel particolare occhio, abbiamo a disposizione molti farmaci per controllarla in modo adeguato. La cosa più semplice da fare per prevenire l'insorgenza del glaucoma o comunque per individuarlo è una visita oculistica nel corso della quale sia possibile valutare con accuratezza, sia possibile misurare la pressione intraoculare. La pressione intraoculare è un esame che va misurato nell'ambulatorio, che va eseguito nell'ambulatorio dell'oculista e il cui risultato va considerato nel contesto della visita, perché il valore può dipendere, può essere influenzato da altri parametri anatomici dell'occhio, come per esempio lo spessore della cornea. Quindi la misura della pressione intraoculare è importante per lo screening del glaucoma, quindi per individuare soggetti che siano a rischio di sviluppare un glaucoma o che abbiano un glaucoma in atto. La misura della pressione va eseguita dall'oculista che farà una valutazione dei risultati nel contesto complessivo della visita. La donazione dei tessuti oculari, che è importante principalmente per i trapianti di cornea, in realtà è di aiuto anche per i pazienti affetti da glaucoma. Qualora infatti la terapia farmacologica non sia sufficiente, esistono degli interventi chirurgici che servono a diminuire la pressione intraoculare in modo definitivo. A corredo di alcune tipologie di interventi chirurgici per il glaucoma è previsto l'innesto di sclera di donatore, quindi tessuto oculare prelevato dal bulbo del donatore, che per ragioni ricostruttive viene usato dal chirurgo nella chirurgia del glaucoma stesso.